Buongiorno ragazzi, buon Natale a tutti e bentornati in questo sesto episodio della serie Dal Veneto alla Polonia. Ragazzi, oggi è Natale, sto registrando e finalmente ho finito di trebbiare, di macchinare questi maledetti bisi. Vedete qua proprio l'ultima fila. Abbiamo ancora tutte le taccole da fare, ragazzi. E sì, 6 ore, 5 ore e 3 le ho fatte sulla macchina, avete visto bene. Tra operaio e me, 6 ore sono saltate fuori. Tra poco pioverà, ragazzi. E adesso abbiamo fatto tutti questi soldi grazie ai piselli, dato che sono una schifosa macchina da soldi, sti bisi. Sono una macchina da soldi, letteralmente, ragazzi. Ora io invio la macchina e prendo noleggio quella delle taccole, dato che abbiamo le taccole da trebbiare. Da macchinare assolutamente. Qua potete già denotare il nuovo acquisto. 180 con un nuovo rimorchietto. Dato che era ora ormai di cambiare al Massey 690T, ho detto, fan brodo, prendiamo un 180 e via. E ragazzi, era proprio questo qua che vi parlavo, vedete tutte queste ombre? Erano proprio queste le ombre di cui vi parlavo. Ancora 2 episodi fa, 3, boh, non mi ricordo. Comunque, sì, abbiamo fatto 500.000 euro praticamente. Potrei quasi comprarmi la macchina. A pensarci. Quello lì è buggato. Ho venduto prima un vecchio rimorchio. Quanto è che costava quel per i piselli? Solo così per non la compro, però 571.000, potrei quasi permettermela. Questa 4,98, questa 6,30. No, però sì. Mi cacci su come... Ma si lascia sulle Trelleborg, dai. Meno noleggi, 25.000 e via. Bene ragazzi, ora abbiamo altri 30.000 euro da ripagarci. Spero in bene che queste taccole fruttino come si deve. Ho anche trinciato i vigneti comunque ragazzi. Quindi ora siamo a posto. Ah, ok, questo è direttamente il condotto. Ok, bene. A posto. Adesso, quasi quasi ragazzi. Bestia che luccemento che fa però. Il 180 lo porto direttamente là. Così facciamo anche un po' di pure sound. Boh, a posto. Spegni, via anche le luci, se no si fruga batteria.
Ora. No, non terreni. Fendone, lampeggianti. Vendiamo questi ultimi bisi. E sotto con le taccole, perché ragazzi dopo ci sarà da arare. Ci sarà da arare tutti i campi, ragazzi. Dato che è tipo una o due stagioni che non li aro. Anzi no, cavolo, 2 o 3 forse. E li devo arare ogni 2 almeno. Se non mi saltano fuori tanto di quell'erbaccia che dopo... Ciao, addio. Prima ho venduto un rimorchio, ho fatto 111.000. 2 rimorchi di questo, ci ho fatto 300.000 euro tipo. Se guardate quanto vanno sui soldi, ragazzi. Da 11.000 litri di bisi, guardate, 40.000 euro. 40 da 11.000 litri. Cioè, boh, non lo so. È rotto. Figa, sono rotti. Monocultura. I bisi sono rotta. È rotta come coltura i bisi, totalmente. 600.000 euro. Davvero ragazzi, penso di non aver mai visto così tanti soldi effettivamente fatti da una coltura unica. Figa, aspetta. Il traffico è scemo, è vero, me l'ero dimenticato. Allora, te ti parcheggiamo qua. Fan brodo, che cartello. Mo sotto questo taccolo, speriamo di non prendere dentro questi tubi qua. Ah, quando la accendi si apre. Ma che cazzo? Vabbè. Vediamo queste taccole. Le teghe praticamente. Oh, eccole qua, che belline. Ah, bella l'animazione, davvero figa. Sì, se magari metto la GPS, però cazzo. Pesta un botto la macchina. Non riesco a vedere così a primo acchito che pesta un casino. Specialmente se inizia a piovere siamo fritti, dato che pesterà ancora di più. Io ragazzi su questo farming ho visto carreggiate che voi umani non potete nemmeno immaginare. Da quanto profonde erano. Ve lo posso giurare. Ah, vaffanbrodo, ma è il condotto questo. Ok. Siglio interrato, va in mosca. Aspetta, sterzo integrale. Ah, ottimo. Allora mettimi lo sterzo a granchio assolutamente. Così pesto di meno, perché sennò ragazzi siamo finiti. Facciamo di quelle carreggiate
Bah, fuori dal mondo. Se c'è lo sterzo a granchio preferisco usarlo. Assolutamente. Assolutamente, ragazzi. Preferisco usarlo 30 volte. Ok, ragazzi, io sono andato a mangiare, mi sono preso una pausa. E adesso possiamo continuare. Il campo è finito, è iniziato a piovere a dirotto. La macchina fa delle carreggiate fuori dal mondo. Adesso non si vedono, ma prima, perché ho chiuso la partita, si vedevano. C'erano di quelle carreggiate che facevano paura. Letteralmente facevano paura, ragazzi, le carreggiate che c'erano prima. Ora scarichiamo queste taccole e le vendiamo. Le carreggiate che vedete adesso sono nulle rispetto a quelle di prima. Letteralmente, ragazzi, lo posso confermare. Bene. Ora andiamo all'altra. Vedete bene anche voi che mi tocca cavarle col monovomero da scasso. Ste raste bestie di tracce. E non posso tirare avanti il tempo, ragazzi, perché ho le stalle che sono messe come sono messe. E c'ho queste che mi vanno a male. Quindi non me la voglio rischiare, sinceramente. Porca miseria, ok. E adesso, ragazzi, vediamo di tirare su ste taccole. Perché altrimenti no. La finiamo nel 2000 e mai. Anzi, nel 3000 e mai. Cioè, lo vedete bene anche voi, ragazzi, le carreggiate che lascia giù. Sta macchina quanto pesta. Specialmente adesso col muoio. Pesta in un modo da far paura. Pesta in un modo letteralmente da far paura, ragazzi. No, non ho parole. Quanto pesta sta roba. Cos'è che ho detto? Non ho paura. No, non ho parole. Parole. Parole di quanto pesta sta roba. Va che roba, Dio buono. Nasce di quelle carreggiate che non so più come cavarle dopo. E ragazzi, tocca fare così adesso. Andare avanti sotto l'acqua, col buio e via. Con le taccole da tirar su, bestemmiando. E sì, per vostra informazione, ragazzi, il campo là era rimasto totalmente... sì, era rimasto totalmente... Cioè, non totalmente, come si dice, un cassone della macchina. Il campo c'è stato tutto nel cassone della macchina. Non ho dovuto fare altri scarichi. Ed ecco perché non ve l'ho fatto vedere direttamente. Cioè, ecco perché non vi ho fatto vedere a metà campo, perché ho fatto solo quello di scarico, quindi potevo anche andare avanti così. BP 2140. L'unico problema adesso, ragazzi, è sì, le macchine mie. Per questo è noleggio è ok, però figa il 180 e le altre macchine non so come fanno ad andare avanti con quest'acqua qua.
Mi pianto se non sto all'occhio. Cioè mi sorprendo da solo dalle carreggiate che lascia, perché io una roba del genere non l'ho mai vista. E chi dice che farmi 25 è uguale al 22 non ha giocato il 25. Perché sì, ha i suoi difetti anche questo 25, ne ha ancora tanti di difetti. Lo so, però ragazzi, cioè, guardate solo l'ambientazione dell'acqua e le carreggiate che effetto fa. Cioè, dai. Eh. Appena inizieranno a esserci delle modi italiane fatte coi controcoglioni, fidatevi ragazzi che... Fidatevi che ci tiro fuori di quelle serie proprio... Mua, fuori da ogni mondo. Posso garantirvelo. Dio buono, va che roba. Mi sa che adesso faccio... Non so. Sono un po' indeciso se fare avanti e indietro qua. Bella la texture. Ehm, Oppure continuare a fare il giro in tondo. Sono un po' indeciso ragazzi, sinceramente. Essere sincero, sincero, sono indeciso. Ma sì, dai, ne faccio un altro giro, è buona. Che effettivamente sta macchina ha bisogno di un bel po' di spazio per girarsi, purtroppo. Quindi... ce ne vuole. Comunque così a occhio da quanto gira veloce il nastro, mi sa che bisognerebbe tipo andare a sta velocità qua, i 6. 5, 6 all'ora, non di più. Mi sa, perché il nastro gira molto più lento. Ok. L'ambientazione c'è tutta ragazzi, poi con i riflessi cambia tutto. No, comunque... Si fa, ma siamo tanto al limite. Si fa, ma siamo davvero tanto al limite qua ragazzi, con le pesistiche. Siamo davvero tanto, tanto, tanto al limite. Peccato che poi non rimangono le tracce. Madonna mia, perché ragazzi, sarebbe davvero oro che rimanessero le tracce. Perché vuoi mettere, avere anche la rottura di balle, tra virgolette, di la difficoltà in più di dover arare queste carreggiate qua e tirare il terreno dritto. Vuoi mettere? Eh, Avrebbe anche questo il suo fascino. Sto tipo torturando il campo a passare a lavorarlo con queste condizioni di merda. Ma mi tocca. Non vorrei, ma mi tocca. Perché queste tra un mese neanche. Ok, come sono 2 giorni, però mettono pioggia, quindi non cambia niente.
Poi ragazzi c'ho anche da... come si dice? Da sistemare le stalle, c'ho anche da buttare fuori al piso, quindi liquami. C'ho varie cose da fare, quindi tirare il tempo avanti è una pessima idea adesso come adesso. E io ho i piedi congelati. Non per dire. Ho spianato la terra, Dio buono, forse passarci sopra. Cioè, fa conto con le ruote quanto sta pestando per pianarla praticamente. Fate conto voi ragazzi, ok che sta piovendo e tutto, però fate conto voi quanto cavolo pesa sto macchinario qua per fare ste carreggiate. Poi è anche bello che comunque non è che si spianano immediatamente, ma come si dice, le senti sotto la macchina comunque le carreggiate. È molto bello anche quello. Boh, io quasi quasi, già che ci sono... sì. Io qua alzo e la spengo un attimo, anche se non so come mai quando la spegni si aprono quelle lì. Cioè si chiudono i cassoni laterali. Vabbè. Sì, la spengo un attimo, salto su sul 180 e lo porto qua. Ma va che figata l'effetto della pioggia! Ma che bello. Oddio no, ancora sti errori. Vabbè, niente. Abbiamo il 180 con le ruote piene. Con le ruote stracolme di palta. Il paltank adesso smerdiamo per strada per bene. Come si fa? Come fanno tutti gli agricoli. Scusate agricoli, non voletemi male. È che purtroppo so che si fa. Oro più o meno. Buona. Boh. Orco Giuda, i lampeggianti. Là. Madonna santa però ragazzi, che robe. Che carreggiate che rimangono giù. Bestia. Bello, 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 bello. Bello. Un po' meno bello per il campo, però. Bello come effetto. Adesso tiriamo su queste. Questa fila di qua. E poi su e giù, su e giù. Per il campo. E... sì, basta ragazzi, dopo... via di liquame, che in teoria ce ne dovrebbe essere un bel po', in teoria.
pratica, lo scopriremo subito. Qua sono piene. È una buona cosa. Io in teoria sì, liquami ne ho un bel po'. 130.000 di là e lì 56.000. Potrei anche spostarne altri già che ci sono. Se ci stanno potrei anche... No, cosa faccio? Aspetta, che là ce n'è un pezzo. Potrei anche spostarli di là. Nel vascone, così con le vacche... Sì, così le vacche mi possono produrre altri liquami. Effettivamente non sa... Dovevo farlo ancora quando era piena la stalla. Sono stato poco furbo, vabbè. Vabbè, oh, a me non è un grosso problema. Sì, allora, scusate, sì, non è una bella cosa, però non è neanche un problema gigante. Dato che 130.000 più 50, 200 e... 230.000 tipo? Sì, tipo 230.000 litri dovrei avere. Quindi siamo messi bene almeno quello. Madonna mia che salti. Figata, bro. No, più avanti, Dio bon, là. Mi sa che... sì, quasi pieno. Potevo stare anche un po' più in là, eh? Non importa. Bello, 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 sono dei pistoni in rilascio. Che si abbassano per bene. Va bene, adesso avanti che continuiamo con ste benedette taccole. Beh, ragazzi, qua va avanti la storia. Io ci sto mettendo un'eternità, ma la storia va avanti. E 75% della macchina, 76 adesso, è pieno. Il 180 è ancora là, devo ancora prendere il fend. E per ora sono andato solo avanti con il campo, ragazzi. Solo e solamente avanti con il campo. E che cacchio, dai. Ve lo giuro, non ho fatto altro, lo potete vedere benissimo. È da 1 ora e 2 ormai che sto andando avanti come un bastardo. Con sta Oxbow attacco. Andando avanti con le taccole. Beh, no, aspetta, no. 1 ora e 2 no. Però una buona mezz'ora sì. Ora abbiamo ancora il campo. Vabbè, aspetta, quanto valgono le taccole? Ok, ma dov'è che le vendo al di più? Cibo in scatola 2,8, 2,2, 2,3. Mercato agricolo, vai. Vado al mercato agricolo perché non ho la minima voglia di fare quel treno. E anche dietro qua, quindi oro. E niente, sì, comunque ragazzi, ste taccole producono poco. E le ho straconcimate, concimate, diserbate e tutto. Non producono niente praticamente. Ho fatto... sì, col campo secondo me ragazzi ci stava dentro anche
Un serbatoio e un quarto. Top. Un serbatoio e un quarto era fatto, secondo me. Buona. Sì, guardate che razza di salti. Guardate che razza di salti. Adesso ditemi voi, player del 22, se avete questa cosa voi. Ditemelo. Dai, ditemelo. Dai, voglio vedere adesso dov'è che sono tutti gli estimatori del 22 che lo stimano ancora oggi. Sì, è un bel gioco, ma figa. Vuoi paragonarlo davvero al 25? Dai, ho capito che c'erano più mezzi, ma guardate voi ragazzi, fate un attimo. Fate un po' di paragone. Boh, questo è pieno. Adesso 180, madonna che bello che è. E via tutta manetta. Ditemi adesso ragazzi se voi avete un 180/90 sul 22 con le ruote infangate e con questi riflessi. Ditemelo. Scusate, mi era presa la cosa ragazzi. Mi era presa la mania, scusate. Guarda che salti, va che pacche che prende. Dimmi te che roba. Mercato sì, mercato agricolo, quindi qua. Secondo me non andranno tanto sui soldi, perché ste taco la rendono poco, ragazzi, purtroppo. Eh, beh dai. 50.000, sì dai, pensavo meglio, però va bene, dai. Ci può stare. Almeno i 25.000 della macchina me li sono ripagati. Almeno quelli. E ora ragazzi, dobbiamo finire anche l'altro campo. Quello ancora più grosso, il 52. E già che ci sono finché l'operaio fa il campo, io passo i liquami da questa stalla all'altra, già che ci sono. Allora, so io dove mettere il rimorchio adesso. Lo metto questo qua tranquillamente. A posto. Qua stacca. Ora. Il 180 lo lasci lì un attimo. Porco due. Ora mi salti su sulla macchina. Qua chiudiamo. E me la gestisco anche col 180/90, mi sa. Madonna che pacchio. Sì, se magari anch'io. Ecco, dai, su. Ok. Boh. Adesso. Adesso. Faccio un attimo di testate qua. E poi. Lascio pure fare l'operaio. La testata qua mi serve assolutamente per scaricare. Questa la devo per forza fare. Ma perché pesti? Anche se non dovresti pestare, Dio buono.
te a capirlo perché. Ho fatto un filo al 180 che mette basta, ottimo. Ok. Qua com'è che siamo? Aiutante, ya, mi metti 3-3. Così prende le passate un po' più larghe. Perché effettivamente non è 3 metri. Prende tipo 3 metri e 3, 3 e 4, to. Per star sul sicuro gli metto 3 metri e 3. Comunque ragazzi, fateci un attimo caso voi di quanto si sfonda il terreno. E poi vabbè, il 25 al 25. C'è poco da farci. C'è poco da farci. Boh. Qui è fatto. Adesso c'è sta righetta qua che era rimasta indietro e a posto. Ahì, vedi di fare un lavoro fatto bene adesso. Io qua scarico, gli do una botta, una scaricata. Poi lascio fare l'aiutante. Altro che col 180 dobbiamo spostare il piscio, il liquame ragazzi. Mi piace il fill type, mi piace molto. Cioè la texture dello scaricamento mi piace tanto. Perché se vedete è proprio è dinamica. Questa cosa la adoro. Lo fosse così anche su altre macchine. Vai, corri. No, aspetta, non te. Te. Vai. Corri. Terra di me? Sì, ok, qua. Vai, lavora. Lavora, strunz. Bene. E adesso noi ragazzi attacchiamo la botte e ci spostiamo il liquame con tutta calma. Merda, ho lasciato il merlo fuori. Vabbè. Adesso lo caccio sotto il primo portico e trovo, mi sa. Perché i balloni devono stare asciutto e sono asciutto. Ma il problema adesso sta il merlo qua. Madonna che luce che fa. Un altro pelo indietro. Boom. Oro. Perfetto. Ditemi voi dove lo vedete sto riflesso adesso. Ditemi se nel 22 c'era sto riflesso. Vabbè, comunque ragazzi adesso c'è da assolutamente muovere sto liquame. E io sarò sincerissimo e sono tentato stratanto di comprarmi il 54. È che porca vacca, potrei espandermi sul 53, sul 51. Vorrei espandermi sul 51 o il 53, non qua. Ragazzi, è più dura di quanto sembri la scelta. Perché effettivamente è un po' in mezzo e mi servirebbe sto campo qua, effettivamente. Ma si sfonda qua.
Esempio, se io passo sulla stradina qua, si sfonda? No, mi sa. No. Però scommetto che se passo tra le taccole, faccio di quei solcazzi della Madonna. Se non si pianta al 180 direttamente. Più della Oxbow? No, oh sì. No, più o meno a quel livello lì, un pelo meno. No, 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 scherzavo, sia lì. Vabbè, comunque ora l'abbiamo scoperto bene. Che pestolamento, che pacciuo, cosa viene fuori adesso in campo. Qua faccio prima fare direttamente così, se no ragazzi non la finiamo più. Vedo le ombre lampeggiare ogni tanto, non so perché. Di qua Merino nel frattempo si allunga con l'acqua. 90.000. Ah no, aspetta, 130.000 di totale, vai in mosca. È questa che ne tiene 130.000. Scusate ragazzi, mi sono sbagliato. Nei prezzi la vedi il totale, sono un idiota. Porco Giuda. No, comunque pare non sfondarsi la stradina, peccato. Potevano mettergli un pelo di dinamicità. Però non si può voler tutto nella vita, si deve saper accontentarsi. Mi sorprende però che il 180 la stia tirando con tutta tranquillità. Intanto i 18 ettolitri, no. 180 ettolitri, no. Nonostante, sì, 180 quintali se lo vogliamo buttare sul letterale. Sì, letteralmente 180 quintali più un altri 15-20 di botte. No, sto cazzo. Quanti quintali sono di botte, scusami? Tanto per fare due conti, per capire un po' cosa sta tirando. Questa sono... Ah, giusto 97 quintali di botte. Quindi 200 quintali praticamente. Ah no, col cazzo, 300 quintali di botte. Dietro, due assi. Ah, interessante. Roba Bossini, proprio che Bossini spostati proprio. Porca miseria, io spero che escano delle Bossini B300 o B400 o due assi. Tipo la Ra100 di Andrea, forse era che è uscito sugli esterni? Sì, forse. Boh, niente, è rimasto un po' di cose qua di liquame dentro, vabbè. Io ora la stalla l'ho svuotata. E adesso non so se posso riscaricarla. Posso? Posso? No, e allora lo vendo. Ci facciamo 500 euro, tutto va bene, neanche. Perché buttarla adesso in campo un suicidio? Sentilo come canta il 180.
ragazzi, non so perché mi è venuta in mente una cosa adesso. Ci pensate se esce una mod, uno script che con un tasto nella modalità costruzione o comunque un aggiornamento futuro o in un prossimo farming esce la, come si dice, la modalità adesione alla pendenza, quindi se te posizioni tipo ehm, una stalla la puoi mettere un filo in pendenza oppure oppure per le strade, tipo il pack di strade che è uscito con le tracce e tutte quelle decorazioni lì, metti adesione alla pendenza e si adattano direttamente alla pendenza, non che si piega la texture, però ehm, non si mette lungo il piano orizzontale, ma comunque si mette lungo il piano, cioè segue comunque la pendenza effettiva del terreno, basta. 1000 € comunque, 1000,6 € dal liquame. Sembra strano, tanto anche, perché il liquame vale poco, dato che ci sono stalle che nella mia zona lo regalano, lo buttano in giro in altri campi perché, camiseria, non hanno altri campi, non hanno altri campi dove smaltire il liquame, quindi lo danno, lo regalano. Non mi odiate. Grazie capo. Perfetto. Fancu, anche a te e lì. Un pettino il dubbio. E avanti. Miseria l'insilato squarto sotto l'acqua. Quante bestemmie che vorrei tirare. Tutto è colpa di Farming che non ha fatto un telo che lo puoi scoprire un po' alla volta. Ma se vai un pelo avanti col carmiscellatore, ti mangia fuori tutto, porca puttana, il telo. Tutto il telo. Difatti la trincea di sinistra l'ho mangiata col carro. Ma se toccavo quella di destra col carro una volta si copriva metà trincea, ragazzi. Lì latte non ce n'è. Ecco, vedete? Cioè, si è scoperta tutta praticamente. Non so. Che ha miseria stato le taccole. Amen. No, non penso che a given sé. Non penso debba io agganciare codesto rimorchio per cos'ha. Ottimo. A posto. Te, operaio, allora cosa combini? Ah, ti diletti. Ti diletti a fare i tuoi cerchi nel grano, nelle taccole in sto caso. Sei scemo. Ma basta fare sto cerchio! Ok, si deve essere rincoglionito l'operaio, ma forte anche, ragazzi. Ah, minchia, adesso mi giri. No, ok, si è rincoglionito forte l'operaio. Fermo, brutto idiota. Si è rincoglionito in un modo fuori dal mondo l'operaio. Ottimo. Fortuna che funzionava bene, porco Giuda. Vi ricordo che agli inizi funzionava da Dio l'operaio. E non mi hanno ancora fissato il Faresin, porco Giuda. Che non gira lo sterzo a granchio. Cazzo. Che fastidio.
Sei in grado adesso di andare avanti da qua, brutto coglione? Ce la facciamo? Oh, dai, per Gesù. Niente, l'uva mi sa che ciao neanche stanno. Tanto che mi viene più da bestemmiare che altro a raccoglierla, porco cazzo. Madonna che pacche. Troppo bello però. Disfare la sale davanti molleggiato del 728 così. Troppo bello. E anche ste ombre così fanno un effetto spettacolare. Spettacolaris. Oh, miracolo. Miracle Blade, nel dubbio. A parte che non so manco perché sono venuto qua, che tanto il rimorchio... Cioè, me la posso cavare anche con un solo rimorchio. Ma sì, dai, avanti. Via, a parcheggiare. Dai, IAG, sta per mona. Sta per sta per Gaspari Candela, ostia. Boh, questo no, niente, boh, scherzavo. Lo stacco qua, ok. Adesso io voglio vedere un attimo gli arieggiatori, effettivamente gli stirpatori, perché questi fanno da tipo di schiera, purtroppo. No, questa è la Evers. Eccoli qua, quelli gli Ozdoken. Ok, questo è quello da 75 cavalli, non mi interessa. Questo è quello da 130. 3-2 e questo sarà quello da 4-1. Sì. Sono tentato di provarli, ragazzi. Sono tentatissimo. Però li proverò sempre in singolo. Per ora tengo l'MGP. Che carino il 516 con le ruotine fine. Troppo bello. Non so perché, ma mi sa troppo da... Il 516 mi sa troppo da trattore nato per diserbature, roba varia. Roba fina comunque. Per avere... Mi pare nato con le ruote fine il 516. Con sta rotte qua. E anche il 300, il 313, 312, 311, tutta la serie dei 300 di Defend mi paiono nati apposta per le strette e anche il 500. Non so perché. Sarà una sensazione mia magari. Bene. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video adesso con la fine della raccolta delle taccole di questo campo qua, o forse erano già finite comunque, e l'inizio delle arature. Quindi ragazzi, commentate, lasciate un bel like, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo episodio. Buon Natale, buone feste a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.